Durissimi commenti sui social dopo la foto dei ragazzini che praticano snowboard in uno dei nostri luoghi sacri, l'ossario di Cimagrappa. Uno scrigno di dolore, memoria, morte, rispetto, onore e speranza violato dall'ignoranza, dalla non conoscenza della storia del nostro monte. È immediata la reazione dell'assessora regionale Elena Donazzan. Dico a questi ragazzi, alle loro famiglie, ma anche ai docenti che magari questi ragazzi li hanno avuti a scuola o li hanno ancora a scuola, interroghiamoci sul perché questi non capiscono proprio nulla. Da chi non hanno imparato quell'educazione? Perché non sanno che cos'è il sacrario militare? E noi, rappresentanti delle istituzioni, noi chiamiamo il Grappa. Interroghiamoci se veramente stiamo facendo tutto il possibile perché ci sia una gestione vera, rispetto, presenza. Gli alpini sono sempre i primi con i fanti ad essere generosamente presenti sul sacrario, eppure anche a loro è stato detto che il Covid sembra che giustifichi tutto, qualsiasi cosa. Ebbene, gli era stato detto non potete andare lassù perché siamo in una situazione di emergenza e di controllo. Beh, forse mancano i controlli, è quello che sta accadendo sul sacrario militare. Accanto a lei anche il senatore e coordinatore veneto di Fratelli d'Italia Luca De Carlo e il commissario provinciale di Treviso Giuseppe Montuori, che condannano con fermezza il gesto e auspicano una rapida identificazione da parte delle forze dell'ordine. A proposito, Donazzan ha un suggerimento una volta individuati i giovani snowboarders. Dovremmo far fare un bel servizio obbligatorio in grappa, in sacrario, a vigilare. Magari questo gli serve di educazione e anche alle famiglie serva per far capire che va raccontata la storia e va insegnato il rispetto.